Eccoci qua, buonasera. Buonasera a tutti, ben ritrovati a questo appuntamento che ormai dai è tradizionale al sabato con il Veneto racconta. Aspettiamo qualche minuto per vedere che tutti quanti si collegano, insomma più persone possibili. E intanto, per chi appunto non mi conosce, è la prima volta appunto che mi vede, mi ripresento. Sono Valentina, una guida turistica del Veneto, nello specifico di Venezia, Treviso e della Marca Trevigiana. Diciamo che attraverso le mie pagine Facebook e Instagram, su Facebook mi trovate sotto il nome Not Only Venice Tourist Guide e in Instagram semplicemente Not Only Venice. Attraverso queste mie pagine social affronto tematiche delle più svariate, insomma storiche del Veneto, Venezia, ma non solo, anche di Treviso, e appunto attraverso anche le immagini, soprattutto anzi attraverso le immagini vi racconto un po' tutto quello che mi circonda e tutto quello che fa parte del mio lavoro. Bene, allora oggi vi voglio raccontare di una veneziana, di una donna veneziana che ha influito, diciamo, non poco nella storia di Venezia, della Repubblica di Venezia, perché la scorsa volta abbiamo raccontato di Marco Polo, questo grande viaggiatore veneziano, e giustamente per par condicio oggi vi voglio raccontare di una donna. Stiamo parlando appunto di Caterina Cornaro o Caterina Corner, della famiglia Corner, questa famiglia veneziana di assoluta importanza, una delle più influenti, appunto, che diede anche svariati doge, e all'epoca di Caterina, lei si colloca nella seconda metà del 1400, aveva già dato un doge. Ma diamo un volto appunto di chi stiamo parlando. Eccola qua. Questo è un dipinto del Tiziano, dove possiamo mirare diciamo la personalità di Caterina Cornaro, la cosiddetta, è stata definita appunto l'ultima regina del Medioevo, appunto perché è nata nel 1454 a Venezia e si inserisce in un contesto assolutamente particolare. All'epoca Venezia, come potete immaginare, era in fortissima espansione, e uno dei territori appunto che aveva adocchiato per forza di cose di grande importanza era l'isola di Cipro. L'isola di Cipro che appunto a fine 1400 era la cosiddetta porta dell'Oriente, la cosiddetta porta della Via della Seta, per cui era di assoluta importanza. Quindi diciamo che Caterina, figlia appunto di Marco Cornaro, si inserisce, si colloca in un contesto molto particolare, nel senso che volendo appunto Venezia conquistare l'isola di Cipro, all'epoca era sotto il dominio, il re era Giacomo II di Lusignano, tra l'altro questo diciamo personaggio abbastanza particolare, nel senso che ha tra virgolette rubato, anzi letteralmente rubato il regno alla legittima erede alla sorellastra, perché appunto lui non era figlio legittimo. Questo Giacomo II Lusignano era anche, diciamo, sperperava i soldi, per cui si è indebitato di una ingente somma con, guardate un po', guardate caso, con Andrea Cornaro, lo zio di Caterina. Per cui cosa ha fatto Venezia? Ha colto la palla al balzo, ovvero ha siglato quello che all'epoca possiamo definire un vero e proprio contratto commerciale, ovvero ha dato in sposa appunto Caterina a Giacomo II, debitore appunto dello zio Andrea Cornaro, per poi accaparrarsi appunto
l'isola di Cipro, che era anche adocchiata per esempio anche dai genovesi, quindi diciamo l'ha sottratta con un colpo, insomma, tra virgolette, con questo accordo commerciale. Tornando alla nostra Caterina, appunto è nata a Venezia nel 1454 e lei è vissuto fino all'età di 10 anni in questo palazzo che probabilmente magari qualcuno si ricorda, qualcuno di voi, o magari l'ha già visto. Ca Corner della Regina. Ovviamente questo palazzo adesso ha diciamo gli esterni, o comunque insomma è stato rifatto nel 1700, quindi non ha l'aspetto di quando appunto Caterina è nata, però all'interno sono presenti anche dei vari dipinti che raccontano la storia appunto di Caterina. Questo palazzo poi tra l'altro segnatevelo, prendetevi nota perché attualmente, intanto è comunque si affaccia sul Canal Grande, questi sono gli interni, bellissimi interni con i dipinti di cui appunto vi parlavo, è stato acquistato e anche ristrutturato dalla Fondazione Prada e spesso e volentieri insomma organizza bellissime mostre e vari eventi, per cui segnatevelo. Ma tornando appunto alla vita di Caterina Cornaro, abbiamo detto appunto che è stata promessa sposa al re di Cipro, giovanissima, perché pensate un po', quando ha compiuto 10 anni è stata messa in convento fino, come all'epoca si usava appunto per le ragazze appunto nobili in attesa di essere promesse. All'età di 14 anni ha sposato per procura questo Giacomo II di Lusignano di Cipro, per procura, nel senso che un procuratore, appunto i due non si sono neanche visti, è andato appunto a far firmare questa specie di contratto di matrimonio al re e poi ha raggiunto appunto Caterina in convento a Venezia. Passati 4 anni lei incontrerà per la prima volta il marito all'età di 18 anni, quando è sbarcata appunto a Famagosta a Cipro, e però questo matrimonio è durato diciamo poco, perché successivamente un anno dopo si è trovata appunto vedova, 19enne. Il marito è stato ucciso appunto in circostanze misteriose, ma probabilmente insomma si inserisce nel contesto della congiura di Famagosta, che è stata poi appunto attuata dagli spagnoli, altro diciamo popolazione che aveva adocchiato e che comunque voleva conquistare Cipro, per cui un anno dopo, diciamo all'età di 19 anni, si è trovata vedova, comunque regina di un regno appunto così distante dalla città natale, però ha alzato la testa e con il suo grande carattere che l'ha caratterizzata appunto ha tenuto duro, diciamo, e ha continuato il suo regno per ben 16 lunghi anni, per cui da una parte aveva gli spagnoli che comunque da combattere, da proteggere il suo regno contro gli spagnoli, dall'altro però aveva anche Venezia, la Serenissima, perché voleva assolutamente che lei abdicasse per appunto prendere in possesso e proteggere l'isola. Lei invece ha tenuto testa alle due fazioni, diciamo, e ha regnato ancora per ben 16 anni. Cosa diciamo non da poco, perché se voi pensate com'era la condizione della donna in generale a fine del Medioevo, ma soprattutto qual era la condizione delle nobili donne che non avevano assolutamente nessun tipo di, non potevano mettere assolutamente nessuna decisione, incontro nessuna decisione del proprio destino, comunque è riuscita a tener testa a Venezia. Poi successivamente, questi 16 anni, c'erano le avvisaglie di un'altra congiura appunto da parte degli spagnoli, per cui Venezia ha dato a Caterina un ultimatum, ovvero o abdichi oppure sarai diciamo condannata come appunto
sarei condannata, per cui gli ha dato un ultimatum e allora lei decise di abdicare e diciamo che Venezia però ha voluto farle un regalo, ha voluto celebrarlo anche per, diciamo, invogliare Caterina nel, diciamo, lasciare il trono, l'ha investita del titolo di signora di Asolo. Asolo, che all'epoca faceva parte della Repubblica di Venezia, è un borgo molto bello, una delle gemme, diciamo cosiddette gemme della Marca trevigiana, ed è arroccato nella collina, in una collina, appunto adesso vi faccio vedere, e quindi l'ha resa signora di questo borgo in cambio appunto del trono. Quindi Caterina si è vista appunto assegnare intanto questo bel castello che è visitabile, il castello della Regina Cornaro, che vi invito infatti anche a dare un occhio e a visitarlo quando voi potete, e appunto si è trasferita, pensate un po', con la sua corte di 80 persone, e se lei ufficialmente non era più regina, però lo è stata comunque ufficiosamente in questo bellissimo borgo, perché si è fatta attorniare da tantissimi letterati all'epoca, di artisti, e ha creato uno dei più interessanti salotti letterari dell'epoca, perché basti pensare insomma ad alcuni nomi famosi che frequentava la sua corte, come il Giorgione, il famoso pittore, piuttosto che Lorenzo Lotto, un altro famoso artista, e Pietro Bembo che per lei in occasione scrisse Gli Asolani, questa opera dove si descrive appunto la vita diciamo cortigiana di Caterina Cornaro. Il castello, poi tra l'altro, che noi adesso stiamo vedendo dall'alto, all'interno c'è un teatro che è dedicato a un altro personaggio femminile che è stato legato appunto ad Asolo, e sto parlando appunto di Eleonora Duse. Eleonora Duse, questa famosa attrice, e magari se avete piacere potete, se avete appunto qualche curiosità eccetera, potete scrivermi, o magari potrebbe diventare il tema di una delle prossime dirette. E quindi poi successivamente Caterina Cornaro appunto ha dovuto lasciare, dopo svariati anni appunto di permanenza ad Asolo, ha dovuto ritornare a Venezia in circostanze abbastanza turbolente, nel senso che poi quando appunto la Lega di Cambrai ha deciso di attaccare i territori della Repubblica di Venezia, ha dovuto comunque ripararsi e mettersi in salvo a Venezia. Se volete dare omaggio a questa grande personalità insomma veneziana, innanzitutto vi invito a visitare Asolo, magari anche al museo, dove potete trovare anche una bellissima tela del Bellini, dove appunto dedica l'arrivo di Caterina a Venezia, che è stata accolta trionfalmente, poi successivamente, quando appunto ha abbandonato il regno ed è ritornata a Venezia, nella sua Venezia, è stata accolta in una maniera degna, regale della sua personalità. E poi anche i veneziani sono assolutamente molto legati a lei e la diciamo celebrano anche nella famosa regata storica che si tiene ogni anno nella prima domenica di settembre a Venezia, e parte del corteo storico che potete vedere sul Canale Grande è dedicato anche alla rievocazione dell'accoglienza che aveva dato appunto Venezia a questa grande personalità, questa grande donna veneziana, appunto, che ha dato la sua vita e ha comunque dato il suo destino in mano, insomma, alla sua Venezia e alla Repubblica di Venezia. Bene, io termino appunto con questa curiosità.
E anche ricordo anche un'ultimissima cosa, la sua tomba, le sue spoglie sono conservate nella chiesa di San Salvador a Venezia, che è non tanto distante da Rialto, e quindi insomma ecco, per dare un ultimo omaggio diciamo a questa donna, se eventualmente passate e volete appunto visitare Venezia, e anche perché no appunto vi do un altro spunto, Asolo, un'altra un altro bellissimo borgo, insomma, dove si respira proprio storia, e Caterina appunto Cornaro è stata una dei personaggi che ha dato tanto, insomma, a questo borgo, e anche ovviamente alla storia di Venezia. Bene, io vi saluto, e se avete qualche domanda o curiosità in merito alle tematiche che affronto nelle mie dirette, non esitate a scrivermi tramite anche nelle mie pagine social, Not Only Venice Tourist Guide per Facebook, o semplicemente Not Only Venice in Instagram. Potete appunto commentare la diretta, che poi dopo la ricondividerò, e se avete appunto qualche curiosità, perché no, anche in previsione di un viaggio, quando appunto magari si apriranno questi confini insomma regionali, e possiamo visitare lungo e largo le nostre bellezze d'Italia. Vi aspetto nelle mie pagine, e vi saluto. Un bacio e buon sabato a tutti.